qual è l'importanza di organizzare questa manifestazione Io non rischio nelle piazze, proprio a contatto con la gente? È una campagna che noi abbiamo iniziato a fare nel 2015, è una campagna che vuole il Dipartimento, ci sono 400 piazze in Italia impegnate in questo weekend a fare la medesima cosa. Alcune piazze parlano di terremoto, alcune di maremoto, alcune di alluvione. Chiavari è qui presente per il rischio alluvionale, perché è il rischio maggiore che ha questa località, diciamo tutta la zona. E vedo che comunque le persone un po', se vogliamo, hanno anche subito 3 anni fa, nel 2014 questi giorni hanno subito proprio grosse problematiche, per cui sono più sensibili di altri, però vedo che si avvicinano, sono curiosi, possono vedere le fotografie dell'epoca, alcuni filmati che abbiamo realizzato, diciamo, in quei giorni, e le persone, ecco, le vedo molto interessate. Più la gente è informata e meglio saremo. Le persone devono pensare a se stesse, non pensare ai beni materiali che si possono sempre riacquistare, ma la vita è una, quindi devi pensare alla vita. E purtroppo ci sono persone che ancora oggi perdono la vita per distrarsi o per errori proprio molto elementari da evitare. Quali sono i principali accorgimenti per ridurre al minimo il rischio in caso di alluvione? Siccome le allerte vengono anche messe con un certo preavviso, quindi abbiamo il tempo di ricoverare i nostri mezzi in posti dove non ci sia pericolo e soprattutto evitare di prendere l'ascensore, cioè, accorgimenti basilari, cercare di stare al riparo, a ridosso in casa, di muoversi con i mezzi pubblici se è il caso, ma mai con i mezzi privati. E il fenomeno poi è un fenomeno che comunque dura poche ore, per cui avremo nell'arco delle 8, 10, 12 ore al massimo un miglioramento della situazione, per cui le cose si superano. Le scuole sono chiuse, quindi cerchiamo di non uscire con i bambini. In caso di allerta in corso i bambini dovrebbero rimanere nelle scuole se succede nel durante, per cui uscire dalle scuole quando la situazione è in sicurezza. E per quanto riguarda le persone anziane soprattutto, ecco, cercare di stare in casa, non muoversi, non portarsi fuori in zone pericolose.